canale 19 del digitale terrestre, ovvero TVM Palermo. Bentrovati sportivi siciliani, bentrovati con il consueto appuntamento settimanale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il giovedì parliamo soprattutto di promozione, ma parliamo anche di prima categoria. Si sono concluse le stagioni regolari, abbiamo ufficialmente già le 4 squadre del campionato di promozione che la prossima stagione disputeranno il campionato di eccellenza. La prossima settimana poi partiranno anche i playoff e playout, non soltanto del campionato di promozione ma anche del campionato di prima categoria. Partiamo con la promozione e partiamo con il girone A. Domenica si è disputata l'ultima giornata, eccola qua la schermata dei risultati. 90-0-11 Bagheria batte Cus Palermo 1-0, Mazzara batte Margheritese 2018 3-2. Vince anche lo Sport Palermo 4-0 contro l'Arenzo Lo Piccolo. Bagheria Calcio batte Aspra 5-3, Montelepre batte Borgetto Giardinello 3-1, Regina Mundi batte Alcamo 1928 7-1 ed infine Fulgatore batte Valderice Calcio 3-0. Bagheria dunque che disputerà la prossima stagione il campionato di eccellenza. Congratulazioni chiaramente a tutto lo staff tecnico, ma naturalmente anche a tutto lo staff dirigenziale. Guardiamo la classifica. La squadra palermitana al primo posto con 63 punti, con 61 Montelepre, 53 Regina Mundi, con 46 Cus Palermo, 37 punti per il Fulgatore, con 36 Borgetto Giardinello, 34 Alcamo 1928 insieme all'Aspra, 30 punti Margheritese 2018. Con 29 Sport Palermo, 27 Mazzara, 26 90-011 Bagheria, con 19 Valderice Calcio, ultimo in classifica Renzo Lo Piccolo con 11 punti. Guardiamo anche la schermata dei playoff e dei playout, eccola qui la schermata che conferma il Bagheria promosso in eccellenza, mentre per quanto riguarda il quadro playoff, la semifinale giorno 13 sarà tra Regina Mundi e Cus Palermo, la finalissima il 19 di aprile con Montelepre che giocherà contro la vincente di Regina Mundi Cus Palermo. Per quanto riguarda i playout che si giocherà il 27 di aprile e sarà tra 90-011 Bagheria Valderice. Retrocesso in prima categoria Renzo Lo Piccolo. La battuta Caracappa, pallone lunghissimo, colpo di testa di Perricone e la sblocca il Bagheria con Perricone, uno dei più attesi, uno di quelli che nonostante giochi dietro il gol ce l'ha nel sangue. 7 minuti, 19 secondi, la capolista l'ha già sbloccata. La battuta, questa volta primo palo Stassi, l'ha messa il capitano, il gol del 2-0. Fiorentino, fronte alla porta, Fiorentino limite sinistro e c'è gloria anche per Fiorentino. Prova a passare, riesce a saltare il suo diretto avversario, Lucera ingressa in area, evita anche Cina, conclusione di Lucera che piega le mani a Chiello, poker servito. Cicalese, la palla per Quartuccio che la perde, Giglio per Stassi che fronteggia, Stassi e arriva forse adesso il gol che ristabilisce le distanze. Non poteva che segnarlo lui, non poteva che essere di Giorgio Stassi. 4.368 giorni dopo il Bagheria torna in eccellenza, lo fa con grande merito, lo fa dopo una cavalcata straordinaria dal Marsala all'Aspra, dal 2013 al 2025 torna la città delle ville a giocare il campionato di eccellenza. Bagheria batte Aspra 5-3 e la partita non decisiva, perché la partita decisiva è stata probabilmente quella della scorsa settimana con la caduta del Montelepre, la caduta a testa altissima del Montelepre, il trionfo del Bagheria che ha potuto gioire di questo sorpasso all'ultima curva e adesso può iniziare a festeggiare, può iniziare ad abbracciarsi, può scrollarsi di dosso la tensione, la paura di non farcela, la paura di subire un'altra beffa.
squadra sta soffrendo tantissimo. Dal primo minuto che siamo arrivati qua a questo stadio a fare preparazione c'era un obiettivo da fare, penso che alla fine ce l'abbiamo fatta, non è stato niente facile, ci sono tutte discussioni fra di noi, ma ci sono cose che possono stare, alla fine una squadra quando lotta così per vincere un campionato sono cose che possono succedere e devo dire che questo gruppo quando sono arrivato mi sono trovato benissimo, cioè, non è facile quando uno è straniero venire in una squadra così dove ci sono diverse culture, diverse pensieri a volte e questi ragazzi devo dire che sono stati uniti sempre con noi, con me, con Lautaro che siamo quelli da fuori, siamo stati sempre uniti, ci hanno dato una grandissima mano all'inizio, questo è molto importante. Si festeggia per un po' di mate, un po' di sicuramente qualche birretta in italiano. Deve vincere! Vincere! E niente, andate così, sono contento. Gioia, siamo felici. È il coronamento di un desiderio che ci portavamo dentro da gruppo da un anno, io da due, per cui sono felice. È stata dura perché abbiamo avuto un avversario a cui vanno i meriti, il Montenegro ha fatto un grandissimo campionato, ne approfitto per complimentarmi con loro, però noi siamo stati sempre sul pezzo, non abbiamo mai mollato. Anche nei momenti un po' difficili siamo stati lì, nonostante loro non mollavano non hanno sbagliato una partita, noi eravamo sempre lì con loro e quindi poi alla fine abbiamo ottenuto il giusto premio. Sono felice per la società, per i ragazzi e per tutti quanti. Abbiamo fatto una grande stagione con i numeri che parlano da sé, quindi ora ci prendiamo questa eccellenza perché penso che ce lo meritiamo dopo un anno di sacrifici. Sono veramente molto contento, quando 2 anni fa ho sposato questo progetto l'obiettivo era quello dell'eccellenza. Diciamo che quest'anno ho ricoperto un po' tutti i ruoli, dico, ci sono messi a disposizione da parte del mister, da parte della squadra e abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, dico questo lasciamolo stare una cosa a parte, però dico va bene così, stiamo festeggiando, stiamo godendo e siamo Abbiamo vinto il campionato diciamo all'ultima curva, l'ultima gara e onestamente si sente tanto, guarda, è incredibile, anche questa partita sofferta, partita che non finiva mai, andare avanti con 3 gol di scarto, poi avete visto tutti com'è finita, però alla fine ci siamo riusciti, sono contento per questo successo, per la mia squadra, per il mister, per la società, per il presidente, ma soprattutto per la gente di Bagheria. Però voglio dedicare questa vittoria sicuramente a mia moglie e alla mia famiglia. Bagheria Calcio dunque promosso al campionato di eccellenza per la prossima stagione, sono 3 invece le squadre interessate ai playoff, parliamo di Montelepre, Regina Mundi e Cus Palermo. Si volta pagina, parliamo adesso del girone B.
Messana 1966 che quindi si conferma leader di questo girone del campionato di promozione e la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. Per quanto riguarda invece il San Fratello Acquedolcese, supera lo scoglio dei playoff di girone ed andrà direttamente alla finalissima playoff con la vincente dei playoff del girone A. Parliamo adesso chiaramente soprattutto dell'ultima domenica, eccola qua la schermata dei risultati. Sant'Angiolese batte Monforte San Giorgio 4-1, Messana 1966 batte Città di Villafranca 3-0, San Fratello Acquedolcese batte Sant'Alessio 4-0, Promende Calcio batte Orlandina Calcio 3-2, Città di Galati che vince in casa contro la Luntina 2-0, Città di Mistretta batte Atletico Messina 5-0 ed infine vittoria fuori casa per la Nuova Rinascita 5-1 contro il Valdinisi Calcio. Guardiamo subito la classifica che vi abbiamo già anticipato con la vittoria del Messana 1966 al primo posto con 70 punti. Con 69 San Fratello Acquedolcese, 43 punti Città di Villafranca e Promende Calcio, 42 Monforte Calcio, con 41 Orlandina Calcio. 38 punti Città di Mistretta con 37 Sant'Angiolese e Valdinisi Calcio, 26 punti per il Città di Galati, 24 Nuova Rinascita, 20 punti per la Luntina con 16 l'Atletico Messina, chiude il Sant'Alessio con 11 punti. Guardiamo anche la schermata finale dove confermiamo giustamente il Messana 1966 promosso nel campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione. Viene ammesso direttamente alla finale playoff contro la vincente dei playoff del girone A, il San Fratello Acquedolcese. Per quanto riguarda i playout si giocherà giorno 27 la partita Aluntina Atletico Messina. Retrocede in prima categoria il Sant'Alessio. Anche il Messana 1966 con questa ultima vittoria domenica acquisisce il diritto di partecipare la prossima stagione al campionato di eccellenza. Guardiamo la festa. È il giorno della verità, quello atteso da parecchie settimane, se non da mesi, a distanza di quasi un anno, 355 giorni dopo la retrocessione in promozione, la Messana scende in campo per vincere il campionato e riconquistare l'eccellenza. Nella 26esima e ultima giornata la squadra di mister Cosimini torna sul sintetico del Sorbello Stadium di Bisconte per affrontare il Città di Villafranca. Giallorossi reduci da 5 vittorie consecutive, l'ultima raccolta proprio qui a Bisconte per 3-1 contro l'Atletico Messina. Gli ospiti nell'ultimo turno hanno vinto per 4-0 sulla Promende e si sono guadagnati il terzo posto in classifica. Il timoniere mister Giuseppe Cosimini che schiera così l'ultimo 11 del suo campionato: Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Rizzo, Tricamo, Misiti, Ventra, Ferraù, Gargiulo, Cannavò, Mondello. A disposizione Crupi, Ardiri, Crisafulli, Gazzè, Viscuso, Giuseppe Bonasera, Catalfamo, Arena e Barbera. Fischi e signora Azzolina di Ragusa, gli assistenti sono entrambi di Palermo, Leone e Biondolillo. Prima del fischio iniziale viene osservato un sentito e caloroso minuto di silenzio in memoria di Sara Campanella. Tutta la nostra redazione si stringe al cordoglio e all'utile dell'intera comunità e dei familiari. Partiamo allora col film del primo tempo. La prima chance dopo appena un minuto, tiro al lato di Ferraù. Al quinto è Rizzo che cerca di combinare con Cannavò l'inserimento del centrocampista, il pallone che però termina alto dalla destra. Al settimo cerca lo schema sul calcio d'angolo la Messana liberando al limite dell'area Ferraù. Mancino come sempre pericoloso viene deviato e termina tra le braccia di Taranto. Al 16esimo Mondello, il suo pressing funziona, non è falloso. Cannavò allora lo manda al cross dalla sinistra, Mondello esegue il pallone sporcato, termina sui piedi di Giosuè Bonasera. Stop, conclusione, il classe 2007 aspetta l'ultima giornata per fare il primo gol del suo campionato, una rete che va a certificare il valore di un under clamoroso in questa stagione per la Messana. Trovato il vantaggio però i padroni di casa non si accontentano, continuano a spingere, vogliono raggiungere l'obiettivo. 19esimo lancio di Tricamo che apre la corsa a destra di Antonio Ventra, il bomber giallorosso punta l'area di rigore, vorrebbe il gol in quest'ultima giornata. Taranto dice no in uscita, ma lì c'è lui, c'è Cristian Ferraù che fa 2-0 con il sinistro preciso, chirurgico. Ancora un gol in una stagione esaltante per Ferraù, tra i leader tecnici di questa Messana. Siamo al 20esimo al Sorbello Stadium di Bisconte, il Villafranca non vuole fare soltanto la comparsa, azione pro
propizia dalla destra con il pallone che finisce a centro area, buono per Davide Spadicchia che la mette giù, va alla conclusione col mancino, bravissimo, con un balzo felino a respingere Riccardo Ferrara. Minuto 26, doppio tentativo di respinta invece la difesa biancoverde, destro improvviso da parte di Mondello che vorrebbe la rete personale, ma Taranto si distende bene. Minuto 27, Rizzo manda a Cannavò, poi il lancio di prima su Ventra che difende bene, scaglia il mancino, parata comunque centrale in due tempi per Taranto. 33esimo, Ventra bravo a far correre a destra Giosuè Bonasera, palla all'indietro, Ferraù non arriva con la coordinazione giusta e si impenna la sua conclusione. L'ultima chance al 45esimo è per gli ospiti, calcio di punizione affidato al destro sapiente Nino Bellamacina, pallone centrale tra le braccia di Ferrara. Finisce così il primo tempo, la Messana vede sempre più vicina la promozione in eccellenza dopo i primi 45 minuti al Sorbello Stadium. 2-0 contro il Città di Villafranca, inizia la ripresa, bastano 30 secondi a Mondello per sfondare sul lancio di Misiti. Mondello forse troppo altruista nell'occasione, preferisce mettere in mezzo, allontana Prince Bonda, iniziano i cambi dentro Ardiri per Fragapane al 51esimo. 53esimo, il Villafranca cerca il gol che potrebbe dimezzare le distanze, lancio da parte di Bellamacina per Riccardo Libro che sorprende alle spalle proprio il neo entrato Ardiri che lo tocca così, e per il direttore di gara questo intervento vale un calcio di rigore. Nonostante le proteste dal dischetto si presenta Bellamacina, ipnotizzato da Riccardo Ferrara che vuole mantenere la porta inviolata, vuole dimostrare di essere, come dicono le statistiche, il portiere più forte di Sicilia. Entra Peppe Bonasera al posto di Mondello quando siamo al 55esimo. Al 58esimo arriva la standing ovation meritata per Ferraù, al suo posto Barbera. 62esimo prosegue con i cambi mister Cosimini, è il momento del giovane Michele Crisafulli che va a subentrare sul terreno di gioco a una delle colonne portanti di questa Messana, Antonino Misiti. Minuto 66, bellissimo momento emozionante al Sorbello Stadium di Bisconte. Quella di oggi pomeriggio è l'ultima gara in carriera di Andrea Taranto, portiere del Città di Villafranca, che si prende abbracci e applausi da parte di tutti. Al suo posto Gualberti. Arriviamo al 68esimo, Messana che con i nuovi entrati cerca ancora di offendere, bella combinazione a sinistra tra Barbera e Giuseppe Bonasera, sfera in mezzo, Cannavola mette giù, spara potentissimo col destro, la mette alta. 69esimo, l'ultimo cambio, c'è spazio anche per Gianluca Gazzè al posto di Gargiulo. Minuto 71, Rizzo vorrebbe la gioia personale, il pallone potentissimo ma finisce di un soffio oltre la traversa. Minuto 74, attacca Ventra che serve la corsa a destra di Trigamo, sfera in mezzo, il pallone finisce ancora sul secondo palo, Barbera all'indietro per Ventra che non riesce a trovare la gioia personale. Minuto 79, il gol alla fine arriva proprio in questo out mancino molto utilizzato dalla Messana nella ripresa. Peppe Bonasera per Barbera che aggira il difensore e col destro secco la scaglia alle spalle del portiere. Siamo nei minuti finali, si aspetta solo la festa, fischia 3 volte il signor Azzolina. La Messana 11 mesi dopo torna in eccellenza, missione compiuta per la formazione di mister Giuseppe Cosimini, alla prima vittoria tra i grandi, alla prima stagione tra i grandi dopo tanti successi nel calcio giovanile, numeri clamorosi, una stagione che verrà ricordata come quella degli invincibili, miglior attacco, 70 reti, miglior difesa, appena 9 reti subite, 0 sconfitte, 4 pareggi e solo vittorie, sono 22. Questi ragazzi hanno dimostrato veramente di essere invincibili, miglior attacco, miglior difesa, nessuna sconfitta. Nel calcio non c'è nulla di scontato, lo hanno meritato giorno dopo giorno con il lavoro, col sacrificio, con la parola che io sin dal primo giorno ho sempre voluto, gruppo. Soltanto col gruppo si possono fare questi risultati, e la fame, perché ripeto non era scontato assolutissimamente. Tutti i grandi hanno fatto sì che questa squadra facesse un campionato assurdo, e non abbiamo mai smesso di crederci. Non ci siamo mai potuti godere una vittoria perché eravamo sempre lì pronti a preparare la prossima, per cui questo risultato secondo me vale doppio. Sono felicissimo perché avevo questa ambizione qui di cominciare con i grandi dopo grandi risultati con i giovani, e quindi avevo questa voglia, questa determinazione quest'anno di poter portare la Messana in eccellenza.
Naturalmente è una grande società perché ci ha permesso di fare sin dal primo giorno, dal 29 luglio a questa parte, di essere organizzati. Il direttore ha fatto un lavoro straordinario e poi voglio ringraziare in particolare il professore Traguzzi, per me è un padre, ha fatto tanto, abbiamo già lavorato anche gli altri anni insieme, per cui sono felicissimo, e poi anche il preparatore dei portieri Claudio Sclò, e per ultimo anche mio figlio, che non l'ho mai trattato da vice ma da collaboratore. Credo che si sia meritato ampiamente questa, chiamiamola, qualifica. Sappiamo tutti l'amarezza che c'è stata l'anno scorso quando abbiamo perso il play-out, però la società subito l'indomani è ripartita più forte di prima e vincere rimanendo qui è ancora più bello, però non è stato facile perché vincere non è mai facile, farlo qui è veramente bellissimo perché oltre ad essere una grande società che non ci ha fatto mai mancare niente, è stato veramente un gruppo, ha vinto veramente il collettivo, perché tante partite è mancato Pepperizzi, è mancato Cannavò, è mancato Mondello, ma la squadra ha risposto sempre da grande gruppo e dal 29 luglio sei in semifinale di Coppa Italia e ha vinto il campionato, c'è un motivo, vuol dire che c'è un grande collettivo, uno staff veramente che è preparato, che ci ha fatto sempre andare bene, è una società che ha curato i minimi dettagli. Grazie veramente a tutti, ragazzi eccezionali, ambiente importantissimo come conoscete adesso anche voi, e quindi un grazie in particolare va a mio fratello Ciccio De Luca, perché l'anno scorso se non c'era lui difficilmente poteva arrivare alla Messana, e quindi la Messana, oltre le delusioni che ci stanno nel calcio, mi ha regalato anche l'emozione. La delusione è stata l'anno scorso ho pianto, quest'anno festeggio. Abbiamo fatto tutti i ragazzi hanno dato una risposta in ogni reparto, il mister, gli organizzatori, abbiamo organizzato anche per sperare a qualcosa di meglio anche per il prossimo anno. Quindi siamo una grande famiglia e i giocatori fanno parte di questa grande famiglia, e abbiamo notato che tutti vogliono venire alla Messana perché si trovano una grande famiglia e cresceremo insieme, o sprofonderemo insieme o cresceremo insieme, siamo sempre insieme nel bene e nel male. Questa è la forza della Messana. Partiremo da questa base, ci consulteremo in primo luogo col mister, se come spero rimarrà alla guida di questa squadra. Cercheremo di mettere 2, 3, 4, 5 tasselli per fare, quantomeno per non fare l'eccellenza di 2 anni fa, di dire la nostra anche in eccellenza, e sono certo che qualcosa la potremo dire anche in eccellenza, che poi non si sa mai. Complimenti al San Fratello Acquedolcese che, pur perdendo questo campionato per quanto riguarda la stagione regolare, ha acquisito il diritto di partecipare alla finalissima contro la vincente dei playoff del Girone A. La vincente di quello scontro acquisirà il diritto di partecipare alla prossima stagione al campionato di eccellenza. Si volta pagina, adesso parliamo del Girone C. Anche qui sul filo di lana l'ultima giornata ha definito ormai la squadra che la prossima stagione parteciperà al campionato di eccellenza. Sarà il Giarre Calcio di Sebi Catania. Guardiamo i risultati di domenica. Sera di Falco batte RSC Riposto 3-2. Santa Venerina batte Santa Domenica Vittoria 5-0. Pareggio tra Belpasso 2014 e Villarosa San Sebastiano. Camarat 1972 batte Casteltermini 1-0, Gemini Calcio Aragona Calcio 2-2 ed infine Giarre Calcio batte San Pietro Calcio 6-3.
Un ritorno nel campionato di eccellenza per il Giarre Calcio al primo posto assoluto nella stagione regolare. Eccola qua la classifica. Giarre Calcio con 60 punti, con 59 Camarat 1972. Nicosia e Gemini Calcio 43 punti, 35 per Belpasso 2014 ed Aragona Calcio, 32 Villarosa San Sebastiano, 29 Santa Venerina, con 27 Casteltermini, 25 punti Santa Domenica Vittoria, 24 Serra di Falco, con 18 RSC Riposto e con 3 punti San Pietro Calcio. Guardiamo anche la schermata chiaramente finale per quanto riguarda questo girone C, dove c'è appunto la conferma del Giarre Calcio promosso in eccellenza, mentre invece passa direttamente allo spareggio, in quanto non si disputeranno i playoff di girone, il Camarat 1972, che giocherà con la squadra vincente dei playoff del girone D. Per quanto riguarda i play-out, scontro tra Serra di Falco ed RSC Riposto, retrocesso il San Pietro Calcio. Complimenti al Giarre che ritorna dopo qualche anno nel campionato di eccellenza. Guardiamo la festa dopo la grande vittoria contro il San Pietro. Un regionale pieno di entusiasmo accoglie il Giarre per l'ultimo atto del campionato promozione 2024-2025. I gialloblu vedono lo striscione del traguardo a pochi passi e devono sconfiggere il già retrocesso San Pietro per riconquistare l'eccellenza che manca in città dalla stagione 2020-2021. Pronti via i giarresi subito in attacco, sponda di Mongelli per Sinatra, dentro per Leotta viene dentro il campo, poi scarico su Gaiardo salta la pressione di un avversario, all'interno dell'area per Mongelli alza la testa, il cross sul secondo palo dove c'è Salvo Sinatra che di testa non può sbagliare, solo 2 minuti di gioco, il Giarre è già in vantaggio col suo fantasista. Non si ferma la spinta del giallo-blu, Gaiardo recupera una pallone, poi attacca a sinistra, Gaiardo la mette al centro per Mongelli che non controlla, arriva Sinatra non trova lo spazio, la affida a Mongelli la finta, Mongelli il sinistro, non trova la porta. Un altro pallone recuperato dal giallo-blu, lo fa trovato, la lascia a Gaiardo, accelera ancora l'argentino, Gaiardo per Mongelli, la lascia sfilare, Mongelli la conclusione, strozza il tiro sul fondo. Bozzanga raccoglie fuori dall'area un corner di Sinatra, poi va l'1 contro 1, il traversone dentro per Lopez, la risposta di Cascio, poi Sinatra prova a rimetterla al centro, ma il pallone attraversa tutta l'area e finisce fuori. 22esimo, Leotta scambia con Bozzanga, ancora Leotta, vede il movimento dentro l'area di Mongelli, lo serve, Mongelli riesce a girarsi, Mongelli in diagonale, Fabio Mongelli a furia di attaccare, il Giarre raddoppia col suo numero 9, 11 in campionato per Mongelli. Monologo dei giarresi, calcio d'angolo di Sinatra, al centro per Tornitore che di testa cala il tris del Giarre, Vincenzo Tornitore, 14 in campionato per lui, a segno da 8 partite consecutive. È già tempo di cambi per mister Catania, esce proprio l'autore del terzo gol, Vincenzo Tornitore, dentro Tommaso Salvago. Un altro corner per i padroni di casa, lo batte Leotta, stavolta per Mongelli, respinge Cascio. Giarre incontenibile in attacco in questo primo tempo, un altro assist di Sinatra verso Leotta che col mancino fracassa la porta. Mattia Leotta, 5 in campionato, secondo gol consecutivo dopo quello pesantissimo su punizione al Villarosa di settimana scorsa. Break ritrovato in mezzo al campo che resiste anche una carica, allarga a sinistra per Sinatra può andare all'1 contro 1, alza la testa, la mette al centro, perfetta per Salvago, traversa clamorosa. Per vedere in avanti anche il San Pietro nel finale di primo tempo, Villaggio, una serie di finte su Lopez, la lascia a Touré il mancino, non c'entra il bersaglio. Ad inizio di presa il Giarre alza un po' troppo presto le mani dal manubrio, Bozzanga non si capisce con Gaiardo, recupera palla Touré entra in aria, il destro che batte Bollati, accorcia le distanze il San Pietro, la firma è di Touré. Primi cambi del secondo tempo per mister Catania, fuori Mongelli, dentro Puglisi. E fuori anche Leotta, dentro Patanè. Il gol segnato infonde coraggio a San Pietro che attacca qui su calcio d'angolo, schema corto verso Viola, poi ci prova Villaggio dal limite, si oppone Spampinato, il pallone schizza ancora tra i piedi di Viola che impensierisce Bollati, la palla rimane lì e Pepe sotto porta non può sbagliare, 4-2. Camarà prova ad allargare, sbaglia in la misura del passaggio, lo intercetta Sinatra punta Messina, lo salta netto, Sinatra entra in aria, dribbla anche il portiere, Sinatra a porta vuota, non può sbagliare, Salvo Sinatra ristabilisce le distanze e a quanta Tornitore nella classifica cannoniere a quota 14.
Altri 2 cambi tra le fila dei padroni di casa, fuori proprio Sinatra, autore di una doppietta, dentro Paterniti, ed esce anche Bozzanga, al suo posto entra Papotto. Tanti spazi per le ripartenze del Giarre, Papotto pesca sulla destra Salvago, che ha tanto campo per spingere, Salvago, punta diritto all'area di rigore, Salvago, da tu per tu con Cascio, il diagonale, finisce di poco a lato. Minuto 70, Macri. Cerca Villaggio, troppo lungo per lui, recupera Salvago che l'affida a Patanè. Patanè ci prova a giro, alto sopra la traversa. Lopez avanza indisturbato a destra. Ancora Lopez, arriva sulla tre quarti. Scarico su Gagliardo, Gagliardo in aria per Salvago. Salvago il destro, respinge Cascio, ancora Salvago. Arriva anche il primo sigillo in campionato del classe 2005, Tommaso Salvago. Il San Pietro firma il 3-6 con Viola, ma è ora di grande festa in casa Giarre. Il giallo-blu vincono il campionato promozione Girone C dopo una lotta serrata durata dalla prima fino all'ultima partita contro un grande avversario come il Camarat. Secondo campionato consecutivo vinto per la società presieduta da Mario Romeo e Massimo Santoro, che hanno avuto il grande merito di riportare il calcio a Giarre. Una gestione societaria seria, frutto di programmazione e lavoro sodo del direttore sportivo Danilo Scuderi e del direttore generale Gianluca Moschella. La squadra guidata da Sebi Catani e tutto il suo staff ha disputato un'annata straordinaria, senza mai mollare anche nei momenti di maggiore difficoltà. Il Giarre dunque torna in eccellenza. Guarda, abbiamo fatto lo stesso percorso sia all'andata che al ritorno, però erano momenti diversi. All'andata li avevamo presi troppo presto, io ero arrivato da poco e lì abbiamo capito realmente che se volevamo lottare per tentare di vincere questo campionato dovevamo alzare l'asticella in maniera importante, perché lì all'andata mi impressionarono come squadra. Nel giro di ritorno la sconfitta nello scontro diretto, il pareggio di Santa Venerina è stato il momento più difficile, però devo dire che questi ragazzi hanno reagito alla grande, ci hanno sempre creduto, speravamo in un loro passo falso che poi è avvenuto, per cui noi ci siamo fatti trovare pronti e ti posso garantire che non è facile, perché giocare dove devi vincere tutte le partite, sperare in un passo falso era un po' complicato, però noi dovevamo fare il nostro, l'abbiamo fatto bene, il merito principale va a questo spogliatoio che si sono comportati da professionisti da sempre e questi sono stati i risultati. Io so che cosa significa giocare in certe piazze, vincere in certe piazze, l'ho fatto a casa mia, l'ho fatto oggi e ti devo dire che comunque 2 promozioni in 2 anni non sono cose da poco. Sono felice di averlo fatto qui a Giarre, l'ho fatto in una piazza che ha masticato calcio importante, dove sono passati allenatori importanti. Vederli oggi felici in una tribuna così gremita non può che inorgoglire. La dedica mia, poi tutte le dediche calcistiche sono per mio papà, che ho perso circa 5 anni fa, che mi accompagna in tutte le mie avventure e che sono convinto che mi è sempre vicino. Ribadisco, quando sono arrivato e ho visto che il girone era quello dell'Agrigentino, ho chiesto espressamente alla società di cambiare quello che era un po' di cambiare un po' tutto, ma non per qualcosa in particolare. Io conosco l'Agrigentino, l'Enna Canichetti, San Cataldo, sono stato a Enna, ho fatto il girone A d'eccellenza, li conosco, sono piazze importanti dove c'è sempre tanta gente allo stadio, agonisticamente sono stati sempre campionati tirati, per cui le difficoltà sono aumentate. Per questo campionato ha un valore diverso. Sicuramente per me è un'emozione speciale e sicuramente per me è una gioia immensa, soprattutto aver riportato il Giarre in eccellenza, che sicuramente è una categoria più consona dove merita di stare. E il mio obiettivo quando
l'anno scorso mi ha chiamato il direttore Scuderi, era appunto questo. Per quanto riguarda me, ho lottato, ho sudato la maglia ogni partita, e anche in allenamento mi sono allenato sempre bene per far sì di giocare spesso e volentieri. La cosa che diciamo è stata più importante è aver creato un gruppo, un vero gruppo, e diciamo che la nostra vittoria è stata questa, e non ti nego che non è facile, soprattutto in queste categorie, riuscire a creare un gruppo del genere. Con loro ho già avuto il piacere e la fortuna di giocare, sia con Sebbi l'anno scorso che con Daniele altri anni in passato, e il rapporto che si crea, che si è creato, diciamo, con i ragazzi fuori a campo, non solo con loro ma un po' con tutti, sia con lo staff tecnico che con i ragazzi, è stata la nostra forza, è stato proprio quello che ci ha dato, diciamo, quella spinta in più nei momenti di difficoltà, perché come hai detto tu, durante l'anno si sono verificate tante, diciamo, situazioni in cui noi siamo stati appunto in difficoltà, tante emergenze dovute a infortuni e squalifiche, ma la forza del gruppo è quello che, diciamo, ci ha contraddistinto e ci ha portato a questa vittoria. Mi sono trovato subito benissimo con la squadra, ringrazio il mister che mi ha dato fiducia dal primo istante e niente, un anno veramente bello che si è concluso con questa vittoria del campionato, è un'emozione bella davvero. Girone davvero complicato quello quest'anno di promozione girone C, trasferte veramente distanti, addirittura nella Agrigentino, una cosa mai successa nel girone C di promozione, generalmente solitamente un girone catanese, prettamente catanese, e invece le distanze sono state tantissime quest'anno, alla fine il Giarre ce l'ha fatta, più forte anche di tutte le difficoltà che ci possono essere all'interno di una stagione, non è facile mai andare a vincere un campionato, il campionato di promozione. Adesso si arriva l'anno prossimo nel massimo torneo regionale. Complimenti anche al Camarat 1972 che ha acquisito il diritto addirittura di giocare la finalissima per quanto riguarda l'ammissione al campionato di eccellenza contro la squadra che vincerà i playoff del girone D. Vedremo quello che succederà. Si volta pagina e parliamo proprio del girone D. Già da qualche settimana il Niscemi FC ha brindato il passaggio di categoria. Guardiamo i risultati. Aci Galatea batte Gela 3-2, Atletico Megara batte Notocalcio 3-1. Frigentini batte Scicli 3-2, Città di Canicattini che vince contro la Gimnica Scordia 3-2, vince anche il Priolo FC 3-2 contro l'Aci Bonaccorsi, Niscemi FC batte Pro Ragusa 6-5 ed infine Acicatena Calcio batte Santa Croce 6-3. C'era soltanto da definire la griglia dei playoff, guardiamo la classifica dove il Niscemi al primo posto con 70 punti viene promosso al campionato di eccellenza con 59 Atletico Megara, 54 punti Pro Ragusa, 51 Priolo FC, con 43 Notocalcio, 41 Acicatena, 33 punti per il Gimnica Scordia, 29 punti Gela, 27 Aci Bonaccorsi Calcio, 25 Santa Croce, con 23 Scicli, 22 Frigentini, con 21 Città di Canicattini, ultima in classifica Aci e Galatea con 19. Passiamo subito alla schermata per quanto riguarda i play-out e i play-off, eccola qua.
Lo abbiamo già detto, il Niscemi FC promosso in eccellenza, i playoff che si giocheranno saranno prima una semifinale tra Pro Ragusa e Priolo FC, la vincente giocherà la finalissima contro l'Atletico Megara. Per quanto riguarda i playout, la partita sarà tra Frigentini e Città di Canicattini. Retrocede in prima categoria l'Aci e Galatea. Ed in questa puntata ne approfittiamo chiaramente per rivedere la festa del Niscemi che appunto la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. Niscemi può ufficialmente festeggiare un traguardo storico. La prima squadra della città, guidata da mister Fabio Comandatore, è in eccellenza. Mauro e compagni hanno annichilito la Cibonaccorsi con un sonoro 6-0 e hanno fatto impazzire tutti i tifosi che ieri hanno gremito lo stadio Pontelongo, coronando una stagione da sogno che non poteva finire diversamente. Una supremazia assoluta quella dei gialloverdi nel girone D del torneo di promozione, con un vantaggio di 11 punti dalla seconda classificata. Oggi veramente è stata una bellissima giornata di festa, c'era un pubblico veramente almeno da Serie C, da Lega Pro, veramente grande. Siamo contenti per la città di Niscemi, per la società, per lo staff e per tutti i calciatori. Credo che ce lo siamo meritati. Dalla prima giornata all'ultima in testa credo che sia un grande traguardo e un grande risultato del lavoro fatto dal 28 luglio. Sì, contentissimo per i gol di oggi, contentissimo per la stagione, per questi 27 gol come ben hai detto tu, ma soprattutto felice perché abbiamo vinto il campionato e possiamo prossimo anno pensare in un'eccellenza. È stata un'annata fantastica, una stagione dove abbiamo battuto tutti i record. Come capitano sono orgoglioso di questi ragazzi, per me è stato un onore anche giocare con loro, anche perché per me questa è l'ultima stagione, quindi finire la mia carriera con 2 campionati vinti a Niscemi penso che sia per un giocatore il massimo, specialmente la città dove tu sei nato. Abbiamo fatto un grandissimo campionato, merito della squadra, dei direttori, di tutti. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo e il prossimo anno già diventa, diciamo, un altro campionato ancora molto più difficile rispetto a questo. Ma Niscemi c'è, Niscemi si è visto e quindi vediamo il prossimo anno che campionato fare, ma non faremo un campionato di bassa classifica. È festa universale. Quando accettai questo percorso che ha fatto il Niscemi tutti mi prendevano per pazzo
e adesso magari tutti vorrebbero essere qui al mio posto. Sono contento e felice per me e tutti i miei compagni e penso che questo di qua è un traguardo che si aspettava già da molto. Il nostro obiettivo, questo è arrivato un momento che tutti oggi gioia che è incredibile per tutti i insiemisti, il presidente, il mister, tutti i giocatori. Abbiamo molto contento e questa è la vita. Abbiamo gioia oggi, guarda, tifosi incredibile, un gioia troppo felice oggi. Sono contento di queste cose, abbiamo vinto il campionato e sono contento per i tifosi qua, anche al mister, quindi niente da dire. Grazie a voi, grazie a tutta la società. Niente. Quest'anno è stato un anno importante per noi, ci speravamo dall'inizio e finalmente è arrivato. Abbiamo fatto una grande cosa a Niscemi, si è visto oggi con quasi 2000 persone che hanno riempito lo stadio e siamo felici di aver portato a casa il traguardo. È una bellissima cosa, una bellissima esperienza e penso anche per ormai i forestieri. Siamo felicissimi di aver preso questo obiettivo, era l'obiettivo che siamo prefissato già dall'inizio di stagione e niente, siamo felicissimi di tutto questo. Grande felicità, una grande emozione, si capisce, è un risultato storico voluto, costruito nel tempo da una grande società, supportata, lasciatemelo dire, senza immodestia anche dall'amministrazione, in un momento storico in cui lo stadio è una nuova, come dire, veste, si candida ad ospitare eventi importanti nel calcio, come dicevi tu, che conta. Siamo molto felici in questo momento, un grazie da parte mia, dall'amministrazione di tutta la città, a questa squadra, ai familiari, agli sponsor che hanno reso possibile anche questo, perché l'invito già fin da subito è a supportare per quello che sarà la prossima stagione, chiaramente un ulteriore grande sogno che coinvolge uno sport sentito nell'animo e nel cuore di tutti i cittadini, e quindi forza Niscemi, congratulazioni ancora a tutti quanti, alla dirigenza, il mister. Questa vittoria la dedichiamo a tutti i nostri tifosi che non ci hanno abbandonato negli ultimi anni. Sì, è stato abbastanza complicato, però ci siamo riusciti. Oggi sono andati in doppia cifra, sono felicissimo. È il mio primo campionato, quindi è una cosa importante, un traguardo importantissimo. Per adesso godiamoci la festa, poi vediamo, adesso godiamoci l'entusiasmo, la festa che ci travolge in questi giorni.
Mettiamo da parte il campionato di promozione, mettiamo soprattutto da parte tutte le feste, perché adesso parliamo di prima categoria e via con il rullo riguardante i 6 gironi. Le schermate di prima categoria come al solito chiudono la puntata odierna, abbiamo visto anche il quadro completo play-off e play-out proprio dei 6 gironi. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo chiaramente giovedì prossimo puntuali alle 20:30 sul canale 19. A tutti la buona serata.